Questo è un consiglio che voglio darti, un modo per rendere l'esperienza più avvincente. Se hai una scacchiera fisica in casa, di qualsiasi dimensione, è il momento di tirarla fuori. Dato che avrete 60 minuti a testa per giocare la partita, quindi la partita può durare anche più di 2 ore, guardare un monitor per 2 ore può risultare veramente stancante. Se invece ti organizzi con una scacchiera, nel momento in cui il tuo avversario compie una mossa, tu puoi riportarla sulla scacchiera e nel momento in cui tu fai una mossa, la puoi riportare sulla scacchiera. In questo modo guarderai la scacchiera, svilupperai la visione 3D e tutto sarà molto più emozionante. È ovvio che in videochiamata su WhatsApp vedrai il tuo avversario che guarderà in basso. È inutile dirti che nel momento in cui iniziano a esserci una serie di posizioni dove ci sono dei cambi, per esempio ci sono dei cambi che si possono effettuare, non si può prima fare il cambio, pensare sulla scacchiera, poi dire no, questo cambio non mi conviene, allora faccio un'altra mossa. Questa cosa non si può fare, non puoi toccare la scacchiera se non quando fai la mossa e poi inserisci la mossa anche sul computer, ok? Questo è il mio consiglio, renderà la partita sicuramente più interessante, più emozionante, avrai a che fare col legno, con la scacchiera, questa scacchiera che purtroppo abbiamo ma difficilmente riusciamo a utilizzare perché magari tra i nostri contatti o in famiglia nessuno gioca a scacchi o comunque nessuno è pari al nostro livello e quindi è il momento secondo me di tirarla fuori e divertirsi.